Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo del settore olivicolo e lo facciamo con il nostro ospite Leonardo Granata, che è presidente del settore per Confagricoltura Veneto. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei. Ci eravamo lasciati, diciamo, in inverno, ci ritroviamo in estate. Come sta procedendo la stagione estiva? Allora, rispetto allo scorso anno abbiamo diverse buone notizie. La principale è che quella paventata siccità, una ripetizione di che è successo lo scorso anno, lo ricordiamo purtroppo assai bene, con le alte temperature e la mancanza di acqua, al momento sembrerebbero essere scongiurate. Gli olivi hanno una buona dotazione idrica grazie alle piogge che sono state a maggio e ai temporali che ci sono stati poi ancora fino alla prima metà, fine giugno, primi di luglio, in alcune zone di più, in altre zone di meno, ma insomma diciamo che la riserva idrica per gli olivi al momento, la dotazione è adeguata alla situazione. E questo ha consentito anche un recupero delle criticità che le piante hanno avuto lo scorso anno per la mancanza idrica, che ha provocato sicuramente uno stress molto accentuato alle piante. Quindi da questo punto di vista il quadro è positivo. Invece, Per quanto riguarda... sì, Prego, no, prego. parlando con i suoi colleghi di altri settori, no, si faceva un po' anche il bilancio delle criticità e una costante, proprio passando da settori anche completamente diversi, è stata la grandissima difficoltà, ad esempio, a reperire personale. Volevo chiederle, questa problematica riguarda anche il vostro settore? Sicuramente sì, tenga però presente che lo avvertiamo in misura leggermente minore per una caratteristica che ha l'olivicoltura veneta, nord Italia in generale, ma quindi anche, riguarda anche i laghi lombardi. I nostri olivetti sono su piccoli appezzamenti, sono piccoli olivetti che richiedono sicuramente manodopera, in modo particolare nel momento della raccolta, ma molto spesso ci si basa ancora su una raccolta, su aiuti che provengono dalle famiglie, è ancora una conduzione familiare o di famiglie allargate, e sicuramente in momenti particolari come quello della raccolta l'aiuto anche di manodopera, ma non così ampia come è richiesto per altre attività agricole, proprio a causa anche delle ridotte dimensioni della- delle nostre strutture. Sono poche quelle che sono veramente molto grandi, allora lì il problema certamente esiste ed è molto vivo. Diciamo che nel vostro settore, mi corregga se sbaglio, forse la maggior criticità è proprio il tempo, inteso tempo atmosferico, che potrebbe determinare problematiche improvvise e importanti. Sì, la variabile atmosferica colpisce tutta l'agricoltura. Noi non lavoriamo ovviamente all'interno di capannoni o strutture chiuse, salvo alcuni particolari settori, quali potrebbero essere quelli dell'orticolo in alcuni casi, ma l'oliveto, come il vigneto, sono sul campo, il frutteto sono sul campo aperto, quindi risentiamo dell'andamento climatico. Diciamo che l'oliveto ha una forte capacità di resistenza ad alcuni fattori climatici, vedi in modo particolare il caldo. La pianta però, non il frutto. Quando abbiamo dei fenomeni come quello dello scorso anno, la pianta scarica il frutto e pensa a se stessa, giustamente dal suo punto di vista. Quindi è una pianta robusta che però ha anche una lunga memoria e certi avvenimenti se li porta dietro per più anni. Leonardo, salutandoci vorrei farle un'ultima domanda
che è legata ai parassiti, perché so che per voi anche questo è un problema veramente importante. Sì, dipende anche questo aspetto da condizioni climatiche. Il nostro principale avversario, come noto, è la mosca olearia, una piccola mosca che va a inoculare le uova e che poi si schiudono e crescono all'interno dell'oliva, con una capacità di riproduzione estremamente elevata. Fino a 2 anni fa avevamo un ottimo prodotto che era il dimetoato, che copriva bene 2 trattamenti all'anno e con quello riuscivamo a risolvere il problema. E ci è stato tolto, lo scorso anno è stato tolto al mercato anche il Fosmet, che era un altro valido. Quest'anno siamo scoperti, non sapremo che cosa succederà, dipende molto dalle condizioni climatiche, cioè dalle temperature e dall'umidità, però non posso nascondere la nostra grande preoccupazione per quello che sta accadendo a livello di comunità europea, dove veramente assistiamo a una progressiva distanza, lontananza dai problemi reali che noi agricoltori viviamo quotidianamente in campo.